tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rust. Come potete ben vedere ci troviamo decisamente all'interno del nostro paesaggio naturale. Siamo proprio di fronte a uno spettacolo grandioso. Il sole sta sorgendo davanti a noi, ci aspetta quindi una lunga giornata di lavoro per il nostro grande personaggio. Vi ricordate all'interno dello scorso gameplay che abbiamo lasciato sicuramente il nostro grande superstite proprio nei pressi di una bella zona appunto selvaggia. Adesso appunto ho spostato il mio fantastico sacco a pelo che sono riuscito a creare proprio in mezzo a questa sorta di caverna naturale. Mi sono riuscito ad accampare appunto la notte precedente in questa sorta di insenatura tra queste due rocce detritiche, come dire, queste due rocce sedimentarie, e quindi potete vedere che ho lasciato appunto il mio fantastico sacco a pelo da queste parti. Mi avete consigliato che grazie al sacco a pelo avremo l'opportunità di passare la notte in un luogo a meno che qualcuno non ci vede e ci faccia fuori. Bene, intanto ecco la nostra fantastica pietra, vediamo un pochettino se funziona. Fantastico. Allora, cercheremo di continuare questa splendida avventura. Come appunto visto dallo scorso gameplay, ragazzi, vediamo di goderci un attimino il sole e di fare qualche piccolo annuncio, qualche piccola riflessione. Ho visto che questo gioco vi è piaciuto tanto e sicuramente cercherò di continuarlo nella maniera migliore. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Intanto, ragazzi, ho cambiato il metodo di registrazione, non registro più con il solito programma per la registrazione dei comuni giochi da computer, ma utilizzo il Game Portable che utilizzavo anche su PlayStation 3 e Xbox 360, in modo tale da vedere meglio i paesaggi notturni e farveli vedere ovviamente nella maniera migliore. Quindi cercheremo anche di affrontare un paesaggio notturno quest'oggi, se ci riusciamo. Allora, abbiamo abbastanza fame, una bella cotoletta di maiale per iniziare la nostra bella giornata. Sicuramente le abbiamo terminate tutte, quindi sicuramente dobbiamo allestire un grandioso fuoco per iniziare quindi a capire quello che possiamo combinare. Allora, vediamo di raccogliere un bel pochino di legna da questa parte. Allora, abbiamo una splendida quercia del 1800 da poter sfruttare. Utilizziamo direttamente il nostro grandioso masso che abbiamo appunto tra le braccia, tra le mani, benissimo. Allora, raccogliamo qualcosa di interessante. Nonostante la nostra grandiosa camicia, non riusciamo a sopravvivere a questo dannato freddo pungente che ci penetra nelle ossa. Quindi cerchiamo adesso, ragazzi, di anche riuscire a realizzare, magari a cucire qualche bel panno per realizzare magari un elmetto, qualche paio di stivali e magari un paio di pantaloni. Quindi intanto raccogliamo questo, questa discreta quantità di legno da queste parti, benissimo, e cerchiamo di allestire un piccolo fuoco proprio nei pressi di questa sorta di accampamento di fortuna. Allora, come abbiamo detto, campfire, eccolo qui, vediamo di craftarlo immediatamente. Allora, avete ben potuto vedere che mi ritrovo in un posto molto diverso da quello ovviamente che abbiamo affrontato in passato, proprio perché ho vagato come un nomade proprio per le radure circostanti al fine di trovare un luogo adatto per la costruzione appunto della nostra casa. Ho realizzato 3 fondamenta proprio nel nostro inventario e cercheremo adesso quest'oggi di piazzarle. Intanto un bel fuoco può essere abbastanza utile, per adesso lo collocheremo da questa parte e cercheremo appunto, se mi ricordo come si fa, vediamo di farcela, vediamo un pochettino, deve essere appunto qua, eccolo qua, use. Allora, vediamo di aprire e di collocare direttamente diverse cotolette di maiale per iniziare a mangiare proprio come dire, al sorgere del sole. Perfetto, mi sa che possiamo accendere il nostro fantastico fuoco. Vediamo come va, attenzione, vediamo se ci ricordiamo. Olè! Allora, vediamo di cucinare qualcosa di interessante. Sono riuscito a creare anche qualche bella freccia in più per riuscire a cacciare qualcosa di più grosso. Però adesso, ragazzi, sono riuscito a notare che alla nostra sinistra abbiamo diversi giacimenti minerari. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a ottenere. Intanto il nostro fuoco, cerchiamo di ricordarci per benino dov'è, proprio di fronte alla nostra grande quercia, e quindi vediamo di raccogliere qualcosa di importante. Abbiamo ancora tantissimo cibo e quindi questo per adesso non è un problema. Allora, vediamo un pochettino, vediamo di raccogliere questa bella quantità di minerali. Attenzione, un bel po' di oro. Attenzione, guardate un po'. Infatti avevo visto che il gioco era stato aggiornato, c'era stata una piccola patch e pian piano, nel momento in cui andremo a scalfire una pietra appunto con il nostro fantastico masso, sicuramente esso andrà a perdere consistenza andando a sgretolarsi, quindi potrebbe essere esso anche un elemento più realistico per la nostra grandiosa avventura. Ecco qua, potete vedere un pochettino di polvere. Attenzione che da quelle parti c'è un bel grizzlies. Vediamo un pochino di stare attenti, non ho né le risorse né la sanità mentale per farlo, quindi io direi prima mettiamoci in forza, ragazzi, con un bel po' di carne appunto nel nostro splendido stomaco. Andiamo direttamente da questa parte e sicuramente cerchiamo di costruire la nostra residenza in modo tale da star tranquilli anche di notte, perché io ero accampato da queste parti, ragazzi, ma se fosse passato qualcuno ci avrebbe sicuramente beccato. Allora, vediamo un pochettino quello che abbiamo cucinato. Apriamo le nostre grandiose cotolette
fette di carne, perfetto, vediamo di cuocerne ragazzi un bel po' perché sicuramente ci serviranno, non 45 maledizione, 2 vanno abbastanza bene, splittiamo, perfetto, dividiamo le nostre grandiose cotolette, eccole qua, vediamo di cucinarne ancora un bel po', perfetto, in modo tale da star tranquilli per un po' di tempo. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Allora, la nostra splendida fondazione, eccola qui al numero 6, potete vedere che la possiamo collocare in diversi punti della nostra mappa. Io volevo creare un pochettino una casa ecologica, in modo tale da sfruttare il paesaggio circostante per renderci conto magari della nostra prossima abitazione e quindi usufruire di queste rocce sedimentari che abbiamo appunto di fronte a noi per creare magari un secondo piano e così via. Allora, io direi di collocare la prima fase, la prima, come dire, la prima fondamenta della nostra casa proprio da queste parti. Vediamo se può andare, magari per costruire il nostro muro principale. Qui può andare abbastanza bene ragazzi, vediamo un pochettino. Ok, possiamo collocarne già 2. Ok, per adesso vediamo di creare la nostra casa in maniera longitudinale. Allora, mi sa che può andare abbastanza bene, potrebbe essere anche un ottimo corridoio questo. E poi col passare del tempo vedremo di espanderla proprio verso questo muro di detriti ormai sedimentati da tempo. Allora, vediamo un pochettino le nostre splendide mura, vediamo se possiamo collocarle. Attenzione ragazzi, non capisco perché queste dannate mura appunto non riesco a collocarle. Mi sa che dobbiamo prima creare qualcos'altro. Sono un nuovo ragazzi di questo gioco e quindi devo scoprire come si fa. Allora, nella barra del nostro crafting, eccola qui, vediamo, intanto le cotolette, attenzione perché io carne bruciata non ne voglio mangiare. Apriamo direttamente il tutto, benissimo, raccogliamo tutta la nostra carne, bene, e il fuoco mi sa che adesso lo possiamo anche spegnere. Allora, ragioniamo, abbiamo collocato le nostre, come dire, la nostra grande quantità di legna lavorata in piano longitudinale, quindi mi sa che possiamo craftare qualcosa di importante, come per esempio, wood pillar must be placed on a foundation, keep a spacing of two build walls between. Ah, perfetto. Allora abbiamo bisogno di 2 wood planks. Allora ragazzi, vediamo se ho capito. Certamente tramite l'utilizzo di una trave posizionata in maniera verticale avremo l'opportunità di incastonare attraverso 2 travi imposte sempre in maniera verticale una bella parete. Allora vediamo di creare il tutto come si deve. Mi dispiace ragazzi, ma ci vuole un po' di tempo perché il nostro amico ha da poco iniziato a fare il falegname, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo. Allora, la nostra wood pillar, vediamo se ho capito come si fa. Vediamo di crearla, amico mio, avanti un po' di olio di gomito, seghetto, trucioli di legno, so che ci sai fare. Perfetto, vediamo di posizionarla appunto da questa parte, ok. Allora, vediamo se ho capito. Perfetto, la nostra trave a sinistra, la nostra trave a destra, il nostro muro, vediamo se possiamo collocarlo. Ole! Prima parete in legno massello appena adesso costruita, ragazzi. Siamo dei veri e propri ingegneri appunto di un'epoca sperduta e misteriosa. Fantastico, però dopo come dire, qualche minuto di duro lavoro è opportuno mangiare qualcosa, mettere una bella bracciola sotto i denti. Fantastico. Allora, abbiamo iniziato a collocare quindi la prima nostra zona di come dire, di riposo. Quindi vediamo un pochettino se ci possiamo addentrare in avanti proprio in questa fantastica foresta. Ci sono 3 alberi, ragazzi, per riuscire quindi a raccogliere qualcosa di interessante. Un altro pochino di legno, vediamo un po'. Ok, abbiamo anche diverse frecce disponibili. Se riusciamo più avanti vedremo di abbattere anche un bell'orso. Ragazzi, fatemi sapere come per quanto riguarda la vostra opinione per quanto riguarda la nuova qualità video e la nuova qualità audio, ovvero se c'è qualche problemino fatemelo sapere perché è un nuovo metodo di registrazione che sto utilizzando appunto da poco per questo gioco, quindi se ci sono dei problemi fatemeli sapere, io cercherò di ritoccare il tutto nella maniera migliore. Intanto cerchiamo di raccogliere un po' di legno da questa parte, questa bella quercia appunto risalente all'epoca azteca, benissimo. Allora la nostra casa dov'è? Attenzione, ok, seconda stella a destra fino al mattino, vediamo di ricordarcelo ragazzi, anzi secondo albero a destra fino al mattino. Allora raccogliamo il tutto, benissimo, vediamo di addentrarci ancora un pochettino più avanti in questa selva oscura, anzi più che scura, un po' luminosa quest'oggi. Infatti non ho caricato gameplay in questi giorni di Rust, intanto perché volevo sapere voi che cosa ne pensate di questo gioco, ma anche perché avevo registrato ragazzi un gameplay interamente di notte, ma avevo visto che appunto con il mio vecchio registratore per PC non si riusciva a vedere proprio un accidente. Intanto mi piace davvero tanto questa modifica che hanno. Attenzione, che è successo? You killed yourself. Che cosa è successo, maledizione? Oh, che cosa abbiamo... Allora ragazzi, non sono riuscito a capire proprio cosa sia successo. Probabilmente mentre stavamo cercando di raccogliere una buona quantità di legna ci sarà volato il martello dalle mani. Probabilmente il pezzettino di pietra che era incollato nella parte superiore del martello è volato via, ci è arrivato in testa, siamo svenuti. Non ho capito veramente cosa sia successo. Comunque siamo riusciti a rinascere nei pressi della nostra splendida casa. Allora, però non abbiamo più nulla, ragazzi. Potete vedere che abbiamo perso sicuramente la nostra grande dispensa di cibo. Abbiamo perso la nostra grande dispensa di cotolette.
cotolette, quindi dobbiamo recuperare tutto e molto rapidamente, perché la nostra icona della fame sta scendendo molto ma molto rapidamente. Allora, vediamo di velocizzare il nostro processo. Dobbiamo costruire al più presto un arco, ragazzi, per abbattere quegli orsi che ci sono là sotto. Cerchiamo di essere molto rapidi. Davvero non riesco a capire, probabilmente questo nuovo aggiornamento che hanno fatto ci sarà stata qualche incomprensione con la nostra raccolta, però adesso cerchiamo di essere molto rapidi. Abbiamo capito come funziona, ma meno male che sono riuscito a piazzare appunto in terra quelle fondazioni. Cerchiamo di seguire sempre la seconda stella a destra fino al mattino. Benissimo, allora cerchiamo di andare in avanti. Credo che là sotto ci siano degli orsi, se non sbaglio, ma un maialino, maledizione, uno splendido maialino da gettare a terra in modo tale da raccogliere tutto ciò che ha appunto disponibile, un po' di pelle, magari anche un po' di grasso per iniziare a costruire qualcosa di più importante, cioè a non essere sfalciati di nuovo come prima. Forse se non sbaglio, mentre stavamo appunto picconando con questa nostra selce un pochettino rudimentale, ci sarà finito sulla testa un pezzettino di pietra abbastanza come dire consistente. Però cerchiamo intanto di essere rapidi. Da quelle parti ci sono ottime quantità di pietra. La nostra casa, ricordiamoci sempre dov'è, seconda stella a destra fino al mattino. Perfetto. Allora, vediamo di procedere. Da queste parti ci sono abbastanza orsi. Allora, vediamo. La selva c'è addirittura un lupo da quelle parti, maledizione. Ma un piccolo un cervo, ragazzi. Benissimo. Allora, qualcuno di voi mi ha consigliato di realizzare una nostra, come dire, una bella accetta appunto in pietra e utilizzarla per uccidere un cervo. Adesso vedremo se riusciremo a farlo. Allora, Stone Hatchet, eccola qui, ragazzi, la nostra maledetta accetta. Cerchiamo di realizzarla magari meglio, perché cerchiamo di legare bene la pietra appunto appuntita alla parte in legno, altrimenti finisce per volare nuovamente in aria, ci finisce in testa e arriviamo nuovamente al tappeto. Allora, utilizzerò la tecnica che mi ha consigliato uno di voi: andare pian piano accostato quindi al suolo con la nostra bella accetta e cercare di uccidere il cervo appunto in maniera molto silenziosa, perché da quella parte c'è un orso. Eccolo lì il cervo, vediamo, ragazzi, come una faina appunto intorno a questa bella radura circostante. Avanziamo, ragazzi, avanziamo con calma, e che era anche bello allegata questa bella pietra, cioè non ho capito come ha fatto a volar via. Allora, ragazzi, eccolo qui davanti a noi. L'orso ancora non ci ha visto, vediamo un pochettino se possiamo farla a pezzi. Eccolo il cervo qua davanti a noi con la sua faccia proprio dritta davanti alla nostra. Becchiamolo, vieni qua, dov'è? Abbiamo perso, inseguiamolo, ragazzi, tutta manetta. Attenzione alla seconda stella a destra, come al solito, Eccolo, vediamo se possiamo farla a pezzettini. Vieni qua, bello, vieni qua. Vediamo di prenderlo. Maledizione, guardate, è abbastanza veloce, Cerchiamo di azzopparlo, ragazzi, Oh, no, amico mio, stavo scherzando. Ecco, silenzio, ce l'ho, ragazzi. Eccolo, vieni, maledizione. Vediamo se riusciamo ad atterrarlo. Grandioso. Allora, raccogliamo tutto quello che è possibile. Andiamo a cuocerci una bella cotoletta di carne, visto che, non so, abbiamo perso la memoria, ci siamo gettati completamente a terra. Allora, andiamo direttamente verso la seconda stella a destra fino al mattino, la nostra quercia dell'epoca primitiva, paleolitica. Speriamo di mantenere sempre un senso dell'orientamento abbastanza acuto. Allora, eccola, seconda stella a destra. Quanta pelle abbiamo raccolto? Abbastanza, anche ottime cotolette. Mi sa che un fantastico arco non lo possiamo realizzare. Vediamo un pochettino, ragazzi, se è vero. Diamo un'occhiata. Arrow sono le frecce, hunting bow. Invece ce la possiamo fare, grandioso. Allora, ragazzi, sicuramente è stato, non so, siccome il gioco è ancora in alfa, voi ben sapete, ci potrebbero essere bug del genere, però la prossima volta che cercherò di raccogliere del materiale vedrò di stare un pochettino più attento, altrimenti finiamo al tappeto e non c'è più nulla da fare. Allora, però una cosa importante l'abbiamo compresa, ovvero intanto abbiamo visto le diverse modifiche effettuate dalla nuova patch per quanto riguarda la raccolta dei materiali, abbiamo compreso come costruire un'abitazione e adesso ci lanceremo proprio nella raccolta acuta e quindi intensa dei minerali per definire quindi la nostra bella abitazione. Intanto sta prendendo già forma, ragazzi, Comunque vi stavo dicendo, continuate a esprimere le vostre opinioni. Intanto prima ci siamo fermati in un attimo perché non ho capito quello che è successo. Comunque riprendiamo il discorso. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco ancora. Ho visto che già potrebbe essere interessante per alcuni di voi, quindi avevo deciso di continuare magari questa bella serie. È ancora un gioco un pochettino in incognita, perché sicuramente questi fattori devono sistemarli, ovvero questi fattori di questi piccoli bug che potrebbero creare problemi a livello ovviamente del nostro progresso all'interno del gioco. Vediamo di mettere abbastanza legna, di dar fuoco immediatamente al tutto. Benissimo. Per quanto riguarda il nostro fantastico arco, cerchiamo di crearlo immediatamente. Allora, deve essere appunto da queste parti. Un arco simile a quello di Turok, simile a quello del nostro caro Jason appunto in Far Cry 3. Allora, deve essere appunto da queste parti. Allora, hunting bow, arco da caccia. Vediamo di crearlo immediatamente, ragazzi. Allora, come vi ho detto, fatemi sapere ancora le vostre opinioni. Il gioco è ancora in alfa, però è davvero molto ma molto divertente per calarsi proprio nei panni del vero e proprio superstite in una zona, come dire, molto lontana dalla civiltà. Allora,
cerchiamo di non effettuare gli errori che abbiamo appunto fatto in passato. Cerchiamo di creare il nostro caro arco da caccia, eccolo qua, grandioso. Creiamo anche qualche bella freccia se possiamo, vediamo un pochettino, qualche bella arrow qui davanti a noi. Allora, abbiamo bisogno di diverse pietre però, anche diverse unità di legno. Intanto qualche ragazzone appunto italiano riesce a entrare nel server, ottimo amico mio, vediamo di salutarlo. Ragazzi, davvero, se voi riuscite a giocare, avete acquistato questo gioco, magari avete intenzione di acquistarlo perché vi piace, magari possiamo anche beccarci all'interno di questa mappa, magari di un'altra mappa, adesso più avanti sicuramente vedremo. Ancora non sono molto pratico perché sto cercando di conoscere il gioco appunto fino al minimo dettaglio e ancora non ho capito molto bene la storia dei server. Comunque più avanti andremo, più avanti cercheremo di capirla. Il fatto anche che non c'è neanche una mappa per capire come possiamo incontrarci, come costruire appunto determinate abitazioni in cooperativa, quindi ancora davvero è tutto molto vago, però davvero sarebbe fantastico incontrare qualcuno e non scontrarci. Intanto abbiamo un bel Grizzlies qui davanti a noi, vediamo se possiamo farlo secco. Allora ragazzi, cervi appunto a sinistra, maialini a destra, vediamo di stare attenti. Una bella freccia qui davanti a noi, una freccia avvelenata colorata in azzurro, eccolo davanti a noi, becchiamolo, grandi, ottima mira. Attenzione caro Jason, stai attento, eccolo che arriva, eccolo qui direttamente da Memphis, un Grizzlies, maledizione. Ragazzi, allontaniamoci, siamo molto più veloci di lui, o almeno credo e spero. Attenzione, ce l'abbiamo proprio dietro le chiappe, attenzione, cammina con 3 frecce dritte nella testa, vediamo un pochettino, l'abbiamo atterrato, maledizione, questa freccia mi sa che la sprecheremo. Vediamo, mi dispiace. Allora, benissimo, vediamo cosa ci può nascondere un orso del genere di queste dimensioni. Vediamo un pochettino se possiamo raccogliere anche le frecce. Questa è una cosa che devono sicuramente migliorare e implementare. Benissimo, stiamo raccogliendo una buona quantità di pelle, di carne, addirittura di sangue. Non so a cosa possa servire, però cerchiamo di raccoglierlo, ragazzi. Un ottimo Grizzlies, ottime cotolette di orso da cucinare direttamente nella nostra nuova cucina. Attenzione, non è che abbiamo bruciato la carne, la carne era appunto sul fuoco, stiamo attenti a quello che combiniamo, deve essere appunto da queste parti. Lasciamo sempre il nostro letto qui a terra. Attenzione, dov'è la carne? Dov'è la carne? Apriamo, eccola qui, è pronta, addirittura un pochettino di comfort appena adesso guadagnato. Mettiamone altra sul fuoco. Attenzione, no, calma, già ci siamo fatti abbastanza male per oggi, quindi attenzione a quello che combiniamo. Allora, abbiamo ottime cotolette da poter cucinare, benissimo, cerchiamo di mantenerle ben cotte. Allora, vediamo di mangiare qualcosina, vediamo un pochettino. La torcia per adesso la possiamo spostare, ok. Come vi ho detto ragazzi, non ho caricato dei gameplay in questi giorni perché volevo testare il fattore notte per vedere un pochettino come appunto registrava questo nuovo metodo di registrazione appunto anche durante il periodo notturno. Comunque è abbastanza soddisfacente, non ci sono grossi problemi. Allora, vediamo di procedere. Intanto laggiù vedo un bel mucchietto di legna che potrebbe essere molto utile per il nostro personaggio. Cerchiamo di andare. Intanto lì un bel lupo proprio davanti a noi. Attenzione a come ci muoviamo perché i lupi sono davvero degli animali molto pericolosi, ci inseguono fino in capo al mondo, davvero seguono il nostro attenzione a questo dannato mucchio di legnetti. Ho paura ogni volta, attenzione, ogni volta che appunto si disgregano l'uno con l'altro perché ho paura che ci arriva qualche pezzettino in testa e cerchiamo e finiamo appunto a terra KO. Ok, l'abbiamo preso tutto. Calma, non morire di nuovo. Perfetto, dobbiamo stare anche attenti ragazzi a come raccogliamo la legna. Seconda stella a destra laggiù, perfetto. Allora, creiamo qualche cosa di più interessante, come per esempio magari un'altra bella come dire, altre 4 frecce potrebbero essere molto utili e cerchiamo di raccogliere molta legna ragazzi per iniziare anche a definire anche l'altro aspetto della nostra casa. Cerchiamo di chiuderla definitivamente, impostare magari altre 4 o 5 mura per chiuderla definitivamente e quindi avere ottime possibilità di sopravvivere anche la notte. Allora, vediamo un pochettino da queste parti. Mi sa che ho visto un bel maialino proprio davanti a noi. Eccolo qui, un maialino. Sei la nostra cena, amico mio. Vieni qui. Non correre, maledizione. Abbiamo perso tutto appunto qualche attimo fa. Adesso dobbiamo recuperare un pochettino. Vieni qui. Maledizione, guardate come corre. Vieni. Maledetto, vieni. Perfetto, l'abbiamo atterrato. Allora, vediamo di raccogliere qualcosa. Benissimo, allora abbiamo un pochettino di pelli disponibili, anche ottimo grasso animale. Perfetto, vediamo un pochettino. Bene, molto bene. Abbiamo raccolto tutto quello che era appunto possibile. Allora, vediamo un pochettino ancora più in alto. Qui c'è una bella pietra, una bella roccia sedimentaria che potrebbe essere molto utile a noi. Allora, raccogliamo. Attenzione ragazzi a non farci volare il martellino, a farci scappare il martello dalle mani, a farlo arrivare appunto in testa. E stiamo un po', cerchiamo di mantenere quindi la calma. Allora, abbiamo
raccolto ottime cotolette di pollo, vediamo se ne possiamo mangiare qualche altra. Ok, allora vediamo un po'. Vediamo. Abbiamo ottima legna, potrebbe essere convertita direttamente in una bella fondazione, in un bel paio di pareti per la nostra grandiosa casa, oppure possiamo semplicemente raccogliere le nostre cotolette che sono appunto sul fuoco. Adesso vedremo. Intanto cerchiamo di procedere. La casa sembra messa abbastanza bene, quindi non credo che ci siano grossi problemi di posizionamento. Vediamo un pochettino. Ecco il nostro fuoco, apriamo il tutto, grande, abbiamo le ottime cotolette, altri 6 pezzi di carne. Bene, allora continuiamo a cucinare. Vediamo se possiamo invece realizzare qualcosa di più complesso. Allora, abbiamo visto che servono in maniera molto concreta delle fondazioni, ma anche dei pilastri e dei muri. Quindi intanto cerchiamo di creare la nostra base di costruzione, ovvero i nostri wood planks. Eccoli qua. Vediamo un po' di costruirne parecchi, come per esempio 6 possono andare abbastanza bene, però ho visto che sono stati implementati anche dei nuovi oggetti. Per esempio, diamo un'occhiata da questa parte. Handmade lockpick can be used to immediately open locked backpacks, cannot be used on doors. Allora, probabilmente è una sorta di oggetto per aprire qualcosa di chiuso, una sorta di forziere, di cassa. Forse potrebbe essere molto utile più avanti. Intanto vediamo di creare altri wood pillar, eccoli qua, altre travi di fondazioni, benissimo. Cerchiamo quindi di realizzare la nostra casa come meglio possiamo, cerchiamo di organizzare quindi il lavoro. Intanto vediamo di utilizzare anche la nostra pelle che abbiamo raccolto per farci un pochettino qualche pantalone, come dire, qualche bella un pantalone, magari anche un paio di stivali. Allora vediamo se possiamo farcela. Perfetto, i pantaloni possono andare abbastanza bene. Intanto abbiamo realizzato le nostre wood pillar, ovvero i nostri pilastri. Cerchiamo di completare quindi il nostro processo. Quindi ragazzi, se vi fa piacere vedere altre avventure su Rust, fatemelo sapere, continuerò a effettuare gameplay su questo gioco. Mi dispiace di aver perso tempo perché avevo davvero tanti pezzettini di legno da mettere insieme per realizzare la nostra casa, però purtroppo il nostro ragazzone non ha legato abbastanza bene la selce in questo pezzo di legno, gli è finito in testa e appunto è andato a farsi benedire. Comunque, intanto i nostri fantastici pantaloni ci terranno al caldo per i prossimi giorni. Vediamo di posizionare le nostre wood pillar, eccoli qua i nostri pilastri, vediamo di posizionarli abbastanza bene. Ne abbiamo bisogno quindi 1, 2, altri 2 se non sbaglio, forse 3, sì, mi sa che ne abbiamo bisogno 3. Il nostro fuoco è ancora ardente come un tempo, vediamo di aprire il tutto, benissimo, e raccogliamo queste cotolette appena pronte.